Si è svolta ieri sera presso l'Hotel Costa Azzurra la cerimonia di premiazione del contest fotografico Fotografa San Calogero, ideato dal collega Vecchio e organizzato da Agrigento Oggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi, una cerimonia suggellata da emozioni alla presenza di un pubblico attento. Tra i premi consegnati: il primo per la migliore foto a colori, migliore foto in bianco e nero, migliore foto a destinazione turistica. Sul palco Lello Casesa, delegato del Comitato per le Tradizioni Popolari Siciliane, il giornalista Radio Rai Carmelo Lazzaro. La manifestazione è giunta alla sua 11ª edizione, ha avuto inizio con un omaggio ad Alfonso Restivo, conosciuto da tutti come Fofò Purtuso, un video con protagonista proprio il Paladino. Lello Casesa ha consegnato la targa delle tradizioni popolari al fratello di Fofò, toccante l'ingresso di Simona Bruccieri, erede del Paladino, che ha indossato l'abito crociato che fu di Fonzio Purtuso. Altro momento bello, l'esibizione dei Tammura di Girgenti, il tutto alla presenza dell'Associazione Devoti Portatori di San Calogero. A vincere il premio per la migliore foto a colori la giovane Noemi Raia, migliore foto in bianco e nero Giuseppe Greco. Come già avvenuto per il premio fotografo Il Mandorlo in Fiore, anche quest'anno su indicazione del distretto della Valle dei Templi al suo amministratore Fabrizio Lagaipa è stato consegnato un premio speciale alla migliore foto che ha rappresentato la destinazione Agrigento, dato a Giuseppe Cacocciola, che ritrae proprio Alfonso Restivo dinanzi al simulacro di San Calogero, un volto pieno di fede e di devozione. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Agrigento, presenti l'assessore al turismo Picarella. La giuria ha decretato inoltre vincitori, capitanata dal giornalista Stelio Zaccaria, Manuela Paradisi, Francesco Novara, Domenico Vecchio, presente anche il vicepresidente della Fondazione Teatro Pirandello, Andrea Cirino.